Pronti? 1, 2, 3. Stavolta è buono il segnale e vediamo Bye Bye Philly F che cerca di sfilare nei confronti di Banderas Ferma, mentre Bastecca ha sbagliato, squalificato. ed è partito velocissimo Black White ZS che va subito all'attacco di Bye Bye Philly F che non si oppone, e quindi Black White ZS con gran partenza dal secondo nastro filtra Numero davanti 4, Banderas Ferma squalificato. si trascina Bye Bye Philly F, più indietro c'è Baghera Gar, mentre ha sbagliato, è rimasto comunque attardato anche Banderas Ferma. E i cavalli sono al completamento dei primi 600 con Black White ZS che conduce nei confronti di Bye Bye Philly F, terza posizione per Baghera Gar, mentre si impegna per corsie esterne Boston Trio. 1-1 al passaggio al mezzo miglio, con Boston Trio che cerca di risalire gradualmente, raggiunge Bye Bye Philly F in seconda posizione, prova a seguirlo anche Bruca S, ma per il momento non tiene il ritmo dei primi e se ne va così il chilometro in 1:16,5. In vantaggio si presenta per il secondo passaggio Black White ZS, seconda posizione, mentre Baghera Gara ha un'incertezza e sbaglia. Aveva anticipato 6, Bruca S, Baghera Gar squalificato. seguendo direttamente Boston Trio, ma ha sbagliato e quindi continuano gli errori in questa corsa in cui Black White continua a far valere la propria velocità iniziale in partenza e ora sfila in seconda posizione Boston Trio perché Bye Bye Philly F non segue il ritmo del battistrada Black White ZS che affronta così al comando la curva conclusiva. Ora però cerca di riprendersi Bye Bye Philly F, Boston Trio, e sbaglia però Bye Bye Philly F, un altro errore, quindi 3, si distacca in avanti Black White ZS che ha preso 4 lunghezze di margine a Boston Trio. I due penalizzati dunque nettamente in vantaggio con Black White ZS che controlla la situazione, mentre un po' in difficoltà Boston Trio. Finale con Black White che vince, mentre Boston viene raggiunto e battuto sul palo da Bujumbura. 1:15,3 da tarare per chi vince, vale a dire Black White ZS. Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo. Un bel 29 a chiudere dopo un 29,4 di penultimo quarto, 58,5 praticamente a chiudere, ma in tutta facilità, in tutta scioltezza, mentre Boston Trio è andato in crisi negli ultimi 100 metri e sul palo viene raggiunto e pizzicato da Bujumbura per un ordine d'arrivo che recita 7-1-8.